Società fantasma sarebbero state create per indurre in errore e truffare l'INPS. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza Agrigentina avrebbero portato alla luce una presunta organizzazione operante attraverso diverse aziende del settore agricolo tra Licata e Palma di Montechiaro. Decine e decine di assunzioni di braccianti agricoli sarebbero state effettuate al solo scopo, una volta conclusi i rapporti di lavoro fantasma, di incassare i soldi dell'indennità di disoccupazione. Falsi posti di lavoro sarebbero stati utilizzati anche per recepire contributi pensionistici e indennità per malattie. I fatti descritti risalirebbero al periodo compreso tra il 2010 ed il 2013. 63 le richieste di rinvio a giudizio. Per la procura i reati contestati sarebbero l'associazione a delinquere, il falso e la truffa. L'udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, sarebbe dovuta iniziare ieri. Il GUP, constatate alcune notifiche non andate a buon fine, avrebbe disposto il rinvio dell'udienza.